Eccoci qua, ve l'avevo già detto prima, i temi sono veramente tanti in questa serata, i nostri ospiti numerosi. A questo punto vi presento subito gli interlocutori, oltre al pubblico presente qui in studio che potrà intervenire e dare la propria testimonianza se lo vuole fare, ma comunque partiamo con Generale Edoardo Sivori, ben ritornato qui con noi, responsabile naturalmente della comunicazione per quel che riguarda Federcontribuenti, avvocato Marco Zanetti, direttore generale Federcontribuenti, l'avvocato sempre necessario perché purtroppo sempre di questioni legali parliamo, ben arrivato anche al dottor Enzo Tagliareni, coordinatore nazionale sempre Federcontribuenti, grazie anche a lei, l'immancabile presidente nazionale Marco Paccagnella, grazie. Buonasera a voi. E il professor Filippo Fordellone, segretario generale Federcontribuenti. Buonasera. Che ci deve essere perché quando parliamo di sanità è il super esperto, possiamo dirlo, vero? Sì. Diciamo, purtroppo, ormai. In silenzio. Esatto. Dottor Alessandro Spalletta, segretario provinciale Roma, per quanto riguarda l'esperienza nelle partite IVA e anche la situazione di crisi economica, cosa ha provocato, quindi ce ne parlerà lui. E ci riparlerà invece la professoressa Adele Sammarro, coordinatrice nazionale scuola formazione di Federcontribuenti, di scuole di formazione, perché come dice sempre il Presidente, sono le basi, sarebbero le basi, ma nel nostro Paese tutto è ipotetico. E quindi avete capito, partite IVA, sanità, fisco, scuola, formazione, truffe, varie raggiri, che ce ne sono tantissimi, che anche voi dovete sempre segnalare. Detto questo, generale, vediamo un po' di dare il là come sempre, la parte etica a lei. Sì, la parte etica, speriamo almeno di riuscire a fare qualche cosa con queste trasmissioni, dai, gutta cavata lapide, certo. Stasera parleremo di truffe e ne avvengono una marea sul web, senza web. Ho detto in un'altra trasmissione tempo addietro che siamo circondati da personaggi che prendono soldi per dirci come andrà il nostro futuro, se vinceremo al lotto, se il nostro bisnonno ci ha parlato o ha parlato a lui e ci dice che cosa ci ha detto, previo pagamento ovviamente in nero di soldi, eccetera. Poi parleremo anche di sanità, parleremo di scuola. È quella cosa per cui non servirebbero nemmeno i carabinieri per sconfiggere la mafia, perché la mafia può essere sconfitta, diceva Sciascia, dai maestri elementari. Dalla Meglio ancora che solo dai carabinieri. Certo, nel frattempo non è che possiamo mandarli via i carabinieri e la magistratura, nel frattempo che si fanno generazioni di persone per bene, un po' di carabinieri è bene conservarceli. E poi parleremo anche di alcuni lavoratori che, mi viene un groppo alla gola a dirlo, sono lavoratori meno uguali di altri. Come fanno a essere meno uguali? Sì, sono le partite IVA. Sono i lavoratori, quelli che, tanto per capirci, quelli che si trovano impiccati, quelli che si uccidono, gli imprenditori che non riescono a farcela e per vergogna, per pudore, perché non gliel'hanno più fatta, contro uno Stato che non ha fatto niente per loro, decidono di farla finita. Sono stati deboli? Sì, forse sono stati deboli, ma questo non gli consentiva a nessuno di dichiarare la loro condanna a morte. Ecco, questo è quello di cui vorremmo parlare in questo momento, stasera, ricordando sempre che la sicurezza è tutto ciò che riesce a tenere insieme il diritto, la socialità, i cittadini. Se il cittadino non ha sicurezza, se l'azienda, se la partita IVA, se l'imprenditore non ha sicurezza e vede che c'è un'altra ditta che casualmente non ha clienti ma continua a cambiare macchine, continua a fare soldi e lui non riesce più a pagare nemmeno i dipendenti, ci sarà un motivo? O c'è bisogno di essere come Andreotti che a pensare male si fa peccato ma ci si indovina? Ecco.
Ci si indovina, Presidente, e quindi il vostro lavoro in che cosa consiste sostanzialmente? Quello per cui siamo nati, non creare il carrozzone, come l'abbiamo visto molte volte in tante situazioni, associazione, movimento, candidati, voti al Parlamento. No, questo a noi non ci interessa. Non lo vogliamo fare, siamo stati tirati per la giacchetta da destra, da centro, da sinistra, no. Noi abbiamo la nostra politica, diciamo ciò che non va e come si devono cambiare le cose per farle andare meglio. Chiaro? Non ci interessa entrare nei partiti, ma controllarli, fare da arbitri. Siete riusciti a vincere delle battaglie importanti in passato? Ne abbiamo vinte molte e su molte siamo usciti anche con le ossa rotte, non posso dire di no. Perché? Perché comunque non si trovano poi... Ci si scontra contro il sistema. In Italia purtroppo vige armiamoci e partite. Così. Nel senso che... Vai avanti tu che io poi ci penso. Esatto. E perciò dove non hai la forza della partecipazione comunque è difficile sfondare. Noi comunque non è che ci fermiamo, continuiamo, anche perché abbiamo visto che comunque molte persone cominciano a capire che un'associazione che non vuole fondi pubblici, non vuole denaro pubblico, perché va contro allo Stato, alle storture di Stato e non può essere pagato dallo stesso, noi non ci fermiamo, continuiamo e ripetiamo e ripeteremo sempre fino all'infinito, non è lo Stato che crea il lavoro lo creano gli imprenditori e chi si mette in gioco. Lo Stato deve mettere in condizioni questi di poterlo fare, non di fargli credere di poterlo fare, e poi lo Stato è il socio maggioritario per le entrate, è un socio che non c'è invece per le uscite. No, c'è con le uscite, caspita, le uscite se le prende. No, con le uscite delle imprese intendo, okay. Perché per gli utili lo Stato c'è sempre, per le perdite invece ci sei solo tu, devi rispondere di te stesso, con quello che hai e con quelli che hanno quelli che hai attorno. Basta questo, Certamente. Detto questo, Avvocato Zanetti, dico avvocato perché adesso nel ruolo, al di là del suo ruolo istituzionale nell'associazione come avvocato, quali sono le questioni che non riguardano in questo caso lo Stato ma i privati cittadini, in cui però lo Stato potrebbe metterci del suo, in cui ci si trova imbrigliati in qualche modo, e quindi quali sono le maggiori truffe che ci si trova ad affrontare? Allora, e come vengono risolte? Io cerco sempre di essere abbastanza umile, morigerato e attento al termine truffa, perché preferisco usare il termine raggiro per evitare di avere poi dei problemi io stesso su quelle che sono perché a differenza, voglio dire, dei parlamentari, il reato di opinione per i privati cittadini esiste, per cui è meglio stare un po' attenti a quello che si dice. Situazioni complesse, poco chiare. Allora, il web sicuramente ha agevolato molto il controllo di problematiche che in passato non si potevano verificare. Immagino a tutti quelli che erano le vendite porta a porta, le vendite con i party, le vendite dei fotovoltaici, delle multiproprietà, battaglie che noi abbiamo fatto negli ultimi 10 anni e che abbiamo al 99% vinto. Sta di fatto però che il web da un lato aiuta i contribuenti, i consumatori, i cittadini a informarsi in modo, come dire, all'acqua di rose, come si suol dire, non in modo approfondito, però è già un aiuto. D'altro canto, il rovescio della medaglia è che il web ha portato a pubblicizzare anche iniziative di personaggi molto avvezzi ai raggiri, e quindi per riuscire a raccogliere un bacino di utenza di milioni e milioni di consumatori. Allora, è di moda negli ultimi anni il coaching, no? Che cos'è questa cosa? È il pagare 2, 3, 5, 10, 20 mila euro per partecipare a corsi nei quali ti insegnano
secondo loro, a guadagnare facilmente. Allora, ma se poi alla fin fine io vado ad un corso che dura 2 fine settimana e spendo qualche migliaio di euro, ma alla fine mi dicono, beh, è molto facile, guarda, tu compri un appartamento all'asta, lo paghi poco, lo metti a posto e lo rivendi, ecco, hai guadagnato dei soldi. Ma è così facile? Forse è facile per chi organizza questa tipologia. Come ci si fa ad accorgere che questo corso, che viene proposto come tale corso non è, ma è un'occasione di vendita? Ma allora, è il corso di per sé che è già a pagamento, loro non ti vendono niente. È vero. Ti hanno già venduto la partecipazione al corso, per cui nel momento in cui anche chi è dentro e partecipa ed è invogliato a presentare ulteriori adepti, questo non è nient'altro che il classico sistema piramidale nel quale la classica catena di Sant'Antonio o il sistema piramidale per il quale chi ormai è dentro, ha speso 5, 10, 15 mila euro, tenta di recuperare una parte di queste somme spese invitando amici, parenti e conoscenti a entrare in quest'altro mondo e via via. Catene di Sant'Antonio, sì, modificate, chiaro, perché partono dalle vecchie catene di Sant'Antonio, certo, e adesso portate comunque al 2 4.0, nel senso chiaro, che... assolutamente. E questo è un esempio tipico di questo periodo sostanzialmente. Se ne può uscire? Come se ne può uscire? Ma allora, se ne può uscire. Qui il problema è molto serio, perché? Perché allora nel momento in cui io aderisco spontaneamente ad un'iniziativa che è quella di un'iniziativa formativa, che poi se la qualità di questa formazione non è all'altezza di quello che io mi aspettavo, come posso essere in grado di raccontare o dire ad un giudice mi hanno fregato 20.000 euro perché ho partecipato a 10 serate? Dov'è la qualità che è mancata? Come faccio a dimostrare che quel corso non era della qualità tale per cui non doveva costare 20.000 euro? È praticamente impossibile. Allora il consiglio è quello di essere molto attenti. È la stessa cosa del fotovoltaico. Chiaro. È la stessa cosa, perché ci sono prodotti che compri nei negozi che hanno un certo valore, lo paghi comunque il giusto prezzo, e quelli invece che ti chiamano a casa e ti propongono, che a volte di solito sono prodotti vecchi, obsoleti, e là per dimostrare questo, che non producono abbastanza, che non sono conformi. Chiaro. Cosa bisogna fare? Uno deve spendere l'ira di Dio? Probabilmente deve spendere più di quello che ha già buttato via per ottenere una tutela. Ma, ed è un argomento che se ci sarà il tempo questa sera vorrei introdurre, è quello finalmente, perché io sono sempre stato molto contrario alle class action in Italia, laddove invece nei sistemi anglosassoni... Non ci sono da noi, non c'è la class action. Allora, è stata introdotta 10 anni fa, ma era stato un grande flop. Adesso c'è una bella novità, perché ad aprile entrerà in vigore la nuova normativa, che non è più nel codice del consumo, ma entra di pieno diritto a pie pari nel codice civile. E cosa prevede? Prevede innanzitutto che non siano solo i consumatori privati a poter usufruire dell'azione di classe, ma possano essere anche imprese, partite IVA in questo caso, o chiunque abbia un interesse da condividere con altri, sostanzialmente. È facilissimo fare un esempio. Cioè, questa è una cosa nuova. È una cosa nuova che è in procinto di entrare in vigore ad aprile. Quindi viene ampliata assolutamente tutta la sfera di applicabilità della normativa vecchia, perché viene sostanzialmente aggiornata al mondo moderno, ma viene anche introdotto un sistema diverso, non è più un atto di citazione laborioso, è un ricorso direttamente al giudice, il quale in tempi molto stretti dovrà decidere se questa azione sa da fare o meno. Nei sistemi anglosassoni o americani comunque di common law, la differenza sostanziale fra i due mondi di diritto sono il nostro, che è un diritto per carità sacrosanto che ha 2000 anni di storia, il diritto romano, e il diritto vivente.
che è quello che viene applicato dalla maggioranza degli altri stati a livello internazionale. Noi siamo sempre stati molto legati al diritto romano per la nostra storia e quant'altro, però a me piace sempre raccontare questa cosa. Da Veneto dico che il diritto veneziano, il diritto veneto, che non era un diritto minore, è stato assolutamente lungimirante, perché portiamo l'esempio che il diritto anglosassone e il diritto americano sono stati copiati dal diritto veneziano, dal diritto veneto. Perché? Perché hanno introdotto un sistema che non è basato sulla legge pura e semplice, che nel momento in cui viene modificato lo stato delle cose bisogna legiferare un'altra volta, e quindi il carrozzone del Parlamento si deve riunire e quant'altro. Che cosa c'è di più bello del diritto vivente invece? I sistemi anglosassoni e americani hanno il cosiddetto diritto vivente, il diritto che evolve automaticamente quando c'è un caso nuovo. Ci ricordiamo tutti sostanzialmente i famosi film americani che sono stati presi dai libri di John Grisham e quant'altro, laddove invece non si cita solo la legge, perché sono molte meno le leggi negli altri stati, ma si cita il precedente, il caso concreto. Quindi abbiamo una legislazione molto più blanda, molto più facile da interpretare, ma anche da applicare, perché ci avvaliamo dei precedenti giurisprudenziali, ovvero sia dalle sentenze che vengono prodotte. Anche da noi c'è un sistema che in parte può essere utile con degli esempi precedenti, quindi io porto le mie sentenze, quelle del collega, quelle di chiunque altro, perché un caso simile deve essere giudicato allo stesso modo. In Italia non funziona così, perché un giudice da una parte del corridoio decide in modo diverso rispetto al giudice dall'altra parte del corridoio. Capita anche a volte, e questo è aberrante secondo me, che lo stesso giudice in una situazione identica, probabilmente mettendo una parolina in latino, riesce poi a ribaltare una sentenza, o meglio, a pronunciare una sentenza in un caso non simile, identico, soltanto che il consumatore non è Marco Zanetti ma è Mario Rossi, e quindi abbiamo una pronuncia dello stesso giudice in una materia identica, in una fattispecie identica, differente. Perché? Questo non si sa. Con questo punto di domanda andiamo subito in pubblicità, poi ritorniamo in studio e vediamo altri grandi punti di domanda che ci sono in altri ambiti anche tra poco.